Buongiorno, diamo il benvenuto ad Alberto Mangione di Serra Archimede. Si tratta di una realtà fotovoltaica che unisce le esigenze agricole con quelle energetiche. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. In quale anno ha dato vita al suo percorso imprenditoriale? Sì, allora, il progetto nasce nel 2012 da me e dal dottor agronomo Fabrizio Iozia e diciamo che a più riprese è stato ottimizzato in ogni suo aspetto, fino a circa un anno fa, con la creazione appunto di un soggetto giuridico che è finalizzato chiaramente ad ulteriori ottimizzazioni rispetto a quelle che erano state fatte, ma soprattutto quindi per l'inserimento nel mercato in forma massiva. Diciamo che dagli inizi del progetto ad oggi non è mai stata abbandonata, anzi, diciamo, è stata rinforzata la filosofia di partenza, che è quella, appunto, come diceva lei, del vero matrimonio tra produzione agricola intensiva in ambiente protetto, cioè in serra, e produzione di energia da fotovoltaico, senza appunto che nessuno di questi aspetti, come appunto in un buon matrimonio, prevalga sull'altro. Bene, e come nasce questa vostra idea imprenditoriale di unire questi due elementi? Guardi, l'idea nasce, diciamo, dalla consapevolezza che il futuro del fotovoltaico può essere più luminoso se rispetta o addirittura amplifica le potenzialità dei territori a vocazione agricola e non solo questi territori qui. Diciamo che questa consapevolezza ha messo in moto tanta progettazione fino ad arrivare, diciamo, al prodotto finale, che è una serra, come diceva lei, che integra il fotovoltaico, permette alla luce di diffondersi correttamente all'interno dell'ambiente, permettendo anche alle coltivazioni più bisognose di sole di crescere correttamente e fare chiaramente il loro compito. Diciamo che tutto questo adesso noi lo facciamo in un modo dove la semplicità la fa da padrone in ogni suo aspetto. Diciamo che questo è stato uno dei target fondamentali da raggiungere, perché non può avvenire una corretta armonizzazione in ambito agricolo quando si complicano alcuni aspetti. Questo approccio, diciamo, ha determinato anche un fortissimo abbattimento dei costi. Bene. E in che modo riuscite a promuovere il vostro prodotto? Beh, stiamo conducendo insieme a Regran, con i quali c'è un legame fortissimo, fin dagli inizi e dagli albori appunto del progetto, e oggi in maniera strutturata, diciamo che Serra Archimede è all'interno del pianeta Regran, la società di Ragusa, una dei leader del fotovoltaico in Italia. Stiamo conducendo una campagna comunicativa che va dalle testate tradizionali, web, anche organi di informazione di settore, fiere. Ad esempio ne approfittiamo per dire che Serra Archimede, tra le start-up scelte dagli organizzatori di K-Energy di Rimini, quindi saremo lì dal 3 al 5 di marzo, chi volesse venirci a trovare anche per una chiacchierata per approfondire il tema Serra Archimede. Questi, diciamo, sono i metodi che stiamo utilizzando, diciamo, in modo più con il focus maggiore. Sì. E quali sono le sfide che dovete affrontare ogni giorno? Penso che ne abbiate parecchie. Sì, certo, assolutamente. Diciamo, intanto Serra Archimede, che avrà anche altre declinazioni tecniche, quindi gli aggiornamenti e le ottimizzazioni costanti. Diciamo, oltre a quelle oggi disponibili, c'è uno sviluppo che noi chiaramente stiamo conducendo e prevediamo che sarà sempre più forte nel prossimo futuro. Diciamo che però questo progetto si integra oggi in modo preciso ai dettami già disciplinati in Italia con l'agrivoltaico. Ok, e devo dire che questo ha rappresentato un certo impulso. Però la sfida più avvincente, a mio avviso, chiaramente anche tutto il contesto professionale che gira intorno a Serra Archimede, riguarda ambiti un po' più ampi rispetto all'Italia, legato ad esempio alla food security come obiettivo, in territori del pianeta dove diciamo che fare agricoltura a causa delle difficoltà climatiche è molto difficile, bisogna farlo in modo strutturato, con modalità protette e fortemente energivore, per cui già noi stiamo relazionandoci con territori, con degli stati, l'Oman ad esempio, in cui chiaramente quel tema è fondamentale, la food security, ma un po' in tutti gli ambiti del Medio Oriente, Nord Africa, in cui chiaramente quello è un tema fondamentale. Questa è la sfida, diciamo, che ma riguarda anche un po' un'ambizione assolutamente però ben calibrata e ben salda. Bene.
Adesso un'ultima domanda. Quale consiglio vorrebbe dare a un giovane imprenditore che si sta affacciando nel mondo del lavoro? Che responsabilità mi dà nel dare consigli, però io cercherò di farlo, però lo faccio prendendo spunto dalla storia appunto di Ser Archimede, che ha previsto molta perseveranza. Quindi osservando oggi i giovani mi sento appunto di consigliare la pratica e l'esercizio della perseveranza come virtù. Bene, grazie per la sua testimonianza e Grazie mille. complimenti per la sua realtà imprenditoriale. Grazie, grazie ancora.